Benvenuti, oggi è domenica 2 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:32 e tramonta alle 17:53. La luna si leva alle 7:46 e cala alle 21:03. Oggi si celebra San Prospero. Il nome Prospero deriva dal latino prosperus e significa fortunato, propizio. Oggi è la giornata del design italiano nel mondo. È stata voluta dal Ministero degli Affari Esteri nel 2017 e intende rappresentare un'opportunità di visibilità per le nostre aziende per mostrare al mondo il punto di forza e l'eccellenza del nostro design, oltre alla qualità dei nostri prodotti e brand. Oggi festeggiamo il compleanno di uno degli attori più amati del cinema italiano. Stefano Accorsi compie 54 anni. Ha iniziato la sua carriera con uno spot dei gelati che lo ha reso famoso per la sua battuta in inglese macchieronico. Lo ricordiamo anche in Romanzo criminale e in Veloce come il vento, per cui ha vinto il David di Donatello. Celebriamo anche il compleanno di un altro attore di successo, Daniel Craig, che festeggia 57 anni. Il britannico è noto soprattutto per aver interpretato la spia più famosa del mondo, James Bond. Craig ha vestito i panni dell'agente 007 in 5 film, da Casino Royale a No Time to Die, rinnovando il personaggio con uno stile più moderno e realistico. Ha dimostrato di essere un attore versatile, capace di passare dal thriller al dramma, dalla commedia al fantasy. Buon 48esimo compleanno a Chris Martin, il leader dei Coldplay, una delle band più popolari al mondo. Martin ha studiato greco e latino all'University College di Londra. Lì ha incontrato i suoi futuri compagni di band. Insieme hanno fondato i Coldplay nel 1996 e da allora hanno venduto oltre 100 milioni di copie. È stato sposato con l'attrice Gwyneth Paltrow, da cui ha avuto 2 figli, e ora ha una relazione con l'attrice Dakota Johnson. King Kong, un film entrato nella storia del cinema per i suoi effetti speciali, ha debuttato in sala il 2 marzo 1933 ed ha come protagonista un gigantesco gorilla scoperto in un'isola sperduta, stordito e portato a New York. L'animale si innamora dell'attrice Anne, la rapisce e la porta sull'Empire State Building, fino al 1973 il grattacielo più alto del mondo. Qui viene abbattuto dagli aerei dell'aviazione americana. King Kong è considerato uno dei capolavori della storia del cinema, uno dei 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi. Sapete che anche i computer utilizzano una loro logica? I circuiti prendono delle vere e proprie decisioni mediante regole logiche di confronto fra le varie correnti elettriche in arrivo. Detta algebra di Boole, questa logica presenta una serie di operazioni in cui la risposta è sempre vera o falsa ed è rappresentata rispettivamente da 1 o da 0. La porta AND, ad esempio, fornisce vero nel caso in cui entrambe le informazioni in ingresso siano vere, la porta OR invece nel caso in cui almeno una delle due sia vera, e così via per tantissime altre combinazioni. Buona domenica ai 12, la Luna arriva in Ariete e tenta di inseguire la bella Venere, congiungendosi a lei in giornata, dando un tripudio di amore e ricettività sensibilistica ai sentimenti. Vediamo come se la cavano i 12 Ariete, protagonisti della giornata, con questa splendida Luna congiunta a Venere. L'amore oggi è un vero e proprio trionfo e le stelle non aggiungono altro. Toro, giornata oggi molto interessante proprio perché la Luna tenta di farvi capire le ragioni del partner, di dare un valore all'amore e di farvi fare le giuste valutazioni su quello che avete dato e ricevuto in amore. Il bilancio sembra essere molto positivo. Gemelli, giornata oggi con una luna amica, una luna che parla di amici, di affetti e di cose che finalmente tornano come un dono dal passato.
Cancro, la Luna oggi riparte il suo ciclo zodiacale dall'Ariete e inizia la sua posizione di quadratura dopo aver dato spettacolo formandosi nuova in Pesci e poi creando degli accordi solidi con Saturno e Mercurio. Oggi la Luna vi fa accusare decisamente un po' di stanchezza, volete stare a casa sul divano in famiglia, coccolati, senza particolari azioni fastidiose che dovrete subire. Leone, giornata oggi bellissima con una luna che si congiunge a Venere che finalmente vi porta la cosa che per voi è sempre fondamentale avere in tasca, la chiarezza, quindi tirate un bel sospiro di sollievo cari Leone, che il peggio è passato. Vergine, la buona notizia è che la luna ha terminato la sua opposizione, l'umore risale e quindi tutto sembra un po' più lucido, un po' più sereno, quindi godetevi questa giornata. Bilancia, l'opposizione della luna congiunta a Venere vi fa sentire un po' deboli in amore o negli affetti o forse farvi sentire in colpa per non esserci stati in determinate situazioni, rimedierete. Scorpione, giornata oggi che vede perdere l'appoggio del trigono della luna, ma poco male, ha operato benissimo visto che ancora in mattinata la sua congiunzione con Nettuno vi strizzerà l'occhio e vi farà inneggiare alla fantasia. Intanto guarda Venere e un amore diventa più concreto. Sagittario, la luna oggi passa in trigono e rafforza le qualità di Venere, quindi benissimo con i sentimenti. Una lunga domenica di passioni per voi. Capricorno, la luna inizia una quadratura e probabilmente vi fa riflettere sulla lontananza, sulla logistica e su come sarebbe meglio organizzare i vostri tempi, il vostro lavoro rispetto alla coppia e ai sentimenti. Acquario, giornata oggi che prevede l'amicizia della luna che torna a essere comunicativa, espressiva, di nuovo coinvolgente e vi rende affascinanti nel parlare, nel proporre le vostre idee nuove, le vostre novità, la cosa che vi caratterizza di più con voi. Ce ne sono sempre di sorprendenti. Pesci, la luna è andata via dopo aver fatto un capolavoro nei vostri gradi, si è trasformata nuova accanto al sole e ha stabilito delle certezze con Saturno e Mercurio. Financo in mattinata oggi però vi fa sentire empatia e fantasia, quindi godetevi tutta questa gradazione sentimentale in questa domenica emozionale. Il 2 marzo 1896 il fisico francese Antoine-Henri Becquerel fece una scoperta sensazionale. Mentre stava studiando dei sali di uranio si accorse che delle lastre fotografiche, conservate al buio in un cassetto, si erano annerite come se fossero state bruciate. Questo significava che il minerale emetteva delle misteriose radiazioni in grado di attraversare la carta e rimanere impresse nelle lastre. Era nata la radioattività, una proprietà che avrebbe cambiato il corso della storia e della scienza. Oggi analizziamo l'espressione inglese back to the drawing board, letteralmente tornare alla tavola da disegno. Questo modo di dire si riferisce a ricominciare qualcosa da capo, ripartendo e controllando tutto ciò che non ha funzionato, come se si tornasse al bozzetto iniziale di un disegno e se ne modificassero le linee principali. Oggi parliamo di un artista geniale e tormentato, Lou Reed. Cantautore, chitarrista e fondatore dei Velvet Underground, una band che influenzò il rock e il punk. A 17 anni i suoi genitori lo sottoposero a una terribile terapia con elettroshock per cercare di curare la sua bisessualità e i suoi sbalzi d'umore. Questa esperienza lo segnò profondamente e lo rese ancora più ribelle e anticonformista. Reed trovò nella musica la sua salvezza e la sua espressione. Cantò di droga, sesso, violenza e amore, con uno stile crudo e poetico. Fu un artista innovativo e controverso che ispirò molti altri musicisti. Morì nel 2013 a 71 anni, dopo aver vissuto una vita intensa e trasgressiva. Ci salutiamo con la frase del giorno. Molti spendono soldi che non hanno ancora guadagnato per comprare cose di cui non hanno bisogno, per fare colpo su persone che non gli interessano.
Vi auguro una domenica in cui possiate davvero attenzionare ciò che conta nella vostra vita, stando vicino a chi amate e svolgendo delle attività che vi facciano stare bene. Noi ci rivediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona domenica dalla vostra Martina.